Tragedia sulla vetta del Gran Paradiso. Roberto Di Segna, commercialista vicentino, precipita per 300 metri davanti al compagno di cordata, istruttore del CAI, era lo zio del sindaco di Romano De Zelino. E attimi di paura questa mattina a Punta San Giuliano, dove un operaio è stato travolto dal fango in un cantiere di scavi archeologici. L'uomo salvato per miracolo. C'è un uomo con il coltello, l'allarme tra le vie del centro di Schio, 38enne semina il panico tra i cittadini, arrestato dagli agenti della polizia locale dopo averli aggrediti. Shock anche a Marghera per la tragica fine del generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, trovato morto in casa, l'ipotesi più probabile è il suicidio, trovati un biglietto e una pistola, di recente aveva perso la moglie. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Vicenza, ha individuato un giro di fatture false per oltre 123 milioni di euro, 12 denunciati. Il giorno dopo la tragedia sfiorata a Rivamonte a Gordino, gli organizzatori della corsa ciclistica valutano la richiesta di risarcimento danni nei confronti della 76enne responsabile dell'incidente. Presentato il nuovo allenatore del calcio Padova, Matteo Andreoletti, idee subito chiare, sono qui per vincere, dice, la squadra deve avere fame. Di nuovo in diretta, eccoci, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Subito il sondaggio che vi proponiamo in questa giornata in vista di Ring, la prima serata dedicata all'attualità politica di Antenna 3. Autonomia, la Lega scende in piazza, una mossa utile secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Di autonomia, di Lega in piazza, di contestatori dell'autonomia differenziata parleremo come sempre questa sera a Ring insieme a molti altri temi col nostro Christian Arboit. E adesso andiamo alla cronaca, lo avete sentito dai titoli, è un alpinista vicentino, Roberto Di Segna, 58 anni, di Romano De Zelino, la vittima del tragico incidente di questa mattina in vetta al Gran Paradiso, è precipitato dalla cima morendo sul colpo. Ennesima tragedia della montagna, a perdere la vita dopo un volo di 300 metri dalla cima del Gran Paradiso Roberto Di Segna, 58 anni, residente a Fellette di Romano De Zelino. Il dramma sulla vetta della cima valdostana che si trova al confine tra i comuni di Cogne e Val Savaranche. Di Segna, grande amante ed esperto della montagna, istruttore regionale CAI, fondo ed escursionismo, molto cauto e attento nell'affrontare le scalate, si trovava con un compagno di escursione. I due avevano trascorso la notte al rifugio Chabot. Partiti e arrivati in cima alla parete nord per andare verso la vetta, sono dovuti scendere per un breve tratto. Proprio in questa fase, dove normalmente ci si cala con le corde doppie, è avvenuto l'incidente mortale, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'allarme è stato dato da una cordata di alpinisti che si trovavano in zone e hanno assistito impotenti alla terribile scena. Il corpo ormai senza vita del 58enne è stato recuperato dal soccorso alpino valdostano, giunto sul posto in elicottero e portato alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur, dove in giornata si sono svolte le operazioni di riconoscimento della salma. La morte di Roberto Di Segna ha raggiunto in un lampo il suo paese d'origine. Zio dell'attuale sindaco Simone Bontorin, era ben voluto da tutti. La sua passione per le vette era nota ai suoi amici, come conferma Davide Comunello, che proprio sabato lo aveva incrociato nel negozio dove lavora. Era un cliente abituale e veniva qua e proprio sabato io ho detto: ma Roberto, dove vai a fare questo percorso? Vado su nel Gran Paradiso, andiamo via io e un mio amico e facciamo, ma ci sono altre persone che vanno su a fare questo percorso tranquillamente, stai tranquillo, è tutto a posto, basta, tutto là. E poi guarda, adesso ho sentito oggi la notizia drammatica perché ho visto proprio sabato, ho fatto queste domande, tutto là. Che persona era? Umile, tranquilla, bravissimo, veramente un ragazzo speciale. Che amava la montagna però più di ogni altra cosa. Sì, amava andare a sciare, andava a fare arrampicate, cordate, cioè lui la montagna era la sua vita. Grande il dolore della scuola CAI di Bassano che Di Segna frequentava da anni. Entro mercoledì il corpo del 58enne verrà trasferito a casa per la sepoltura. E si sono vissuti attimi di paura stamattina a Punta San Giuliano, dove un operaio è stato travolto dal fango durante degli scavi archeologici e è stato soccorso da suoi vigili del fuoco. La testa non era coperta, ma tutte le altre parti erano coperte, piene di fango, ma meno male è cosciente. Tutti noi eravamo preoccupati.
Momenti di paura per un operaio di circa 55 anni poco prima di mezzogiorno durante alcune operazioni archeologiche nelle acque lagunari tra Punta San Giuliano e l'isola di San Secondo a ridosso del Ponte della Libertà. C'era una chiatta munita di gru escavatrice con al centro un gruppo di lavoratori specializzati e formati per questo tipo di immersioni che stavano recuperando, come fanno da settimane, vari reperti, soprattutto palle di cannone. Una volta terminati i recuperi, Veritas potrà procedere con la posa di un acquedotto. Qualcosa però è andato storto. L'operaio sarebbe scivolato nello scavo, finendo quasi completamente sepolto dal fango, pesante e denso come cemento liquido. Siamo prontamente intervenuti con tutte le forze che avevamo sul campo, quindi il reparto volo con l'elicottero e i sommozzatori a bordo, le squadre di Venezia e la squadra dei sommozzatori qui da Mestre. Siamo arrivati sul luogo e abbiamo aiutato i sanitari a estrarre la persona dal fango, che era autonoma, respirava autonomamente, però lamentava dei dolori al costato e quindi non riusciva a muoversi. 3 le barche dei vigili del fuoco, oltre a quelle di Spisa, il polizia locale e i mezzi a terra. Solo 3 sommozzatori si sono calati nel fango, 10 operatori. Siamo andati tutti nel fango. Siamo tutti nel fango per tirarlo fuori, sì, assolutamente. Testa fuori? Gran parte del corpo bloccato dal fango che gli era caduto addosso sul lato sinistro e non ce la faceva muoversi. Quindi l'intervento di tutte le forze dell'ordine è stato determinante per portarlo a terra. Poi è stato portato all'ospedale All'Angelo. C'è un uomo con il coltello, 38enne, scatena il panico tra i cittadini in centro a Schio, viene arrestato dagli agenti della polizia locale. Si è scatenato il panico tra i cittadini che hanno iniziato ad urlare "ha un coltello", cioè un uomo con il coltello, allertando gli agenti della polizia locale Alto Vicentino impiegati nel presidio fisso notturno. Il tutto è successo sabato a Schio dopo l'una di notte, quando le persone in fuga hanno indicato agli agenti un uomo che le stava inseguendo. Dopo una breve colluttazione in cui uno degli agenti ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni, le forze dell'ordine hanno bloccato il 38enne in evidente stato di alterazione psicofisica, con in mano un coltello, con una lama da 12 cm, con un'impugnatura modificata per migliorare la presa. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Schio, con gli agenti che lo hanno immobilizzato a fatica, permettendo al personale sanitario di sedarlo e portarlo in ospedale. Nel corso dell'intervento è stata anche usata dagli agenti la bodycam in dotazione, che ha permesso la completa documentazione dei fatti. Agenti che sono intervenuti immediatamente, presenti dal mese di novembre, con un presidio fisso nel centro storico, nel fine settimana, allo scopo di contenere gli eventuali eccessi della movida. La presenza della polizia locale, che veramente c'è da ringraziare per la disponibilità del servizio notturno, riesce a garantire la forma di deterrenza, quindi impaurire chi vuole eventualmente commettere qualcosa, e poi il pronto intervento in caso se ne rendesse necessario, come è successo purtroppo l'altra sera. L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza in luogo pubblico. La morte del presidente di Fincantieri, il generale Claudio Graziano, lutto a Venezia, dove il gruppo navale ha una delle sue sedi più importanti. Il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, è stato trovato senza vita da un uomo della scorta nel suo appartamento in centro a Roma. Aveva 70 anni. Le indagini dei carabinieri propenderebbero per un gesto estremo. Accanto al corpo un biglietto farebbe riferimento ad una mancanza di senso della vita dopo la scomparsa della moglie avvenuta poco più di un anno fa. Graziano era dal 2022 a capo di Fincantieri, il più importante gruppo navale d'Europa che conta una presenza estremamente significativa a Porto Marghera, rappresentando la maggiore attività industriale in Comune di Venezia. Immenso dolore è stato espresso da tutto il gruppo, dal direttore generale a tutti i dipendenti. In Veneto, una delle sue ultime apparizioni pubbliche, come ha ricordato il presidente della regione Luca Zaia. Il loro ultimo incontro è stato alla Dunata degli Alpini di Vicenza. Negli Alpini Graziano aveva iniziato una brillante carriera militare che l'aveva portato nel 2015 alla nomina a capo di Stato Maggiore e nel 2018 a presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea. Tra le innumerevoli manifestazioni di cordoglio, quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello.
La politica dunque parte oggi una delle settimane più calde per l'autonomia. Venerdì a Montecchio Maggiore la manifestazione della Lega. Vediamo. Io le posso dire che natura non faccia il saltus. Penso che nel 2014 Renzi aveva il 42% in Veneto, nel 2019 Salvini ha fatto il 49,5% in Veneto, nel 2024 Fratelli d'Italia al 38%. Io l'ho sempre detto, la vera sfida è tenere i voti e non prenderli. Più che una fotografia del voto sembra quasi un messaggio agli alleati meloniani, quello di Luca Zaia all'inizio di una settimana che si preannuncia caldissima da tutti i punti di vista. Non solo c'è il ballottaggio in 16 comuni del Veneto, ma c'è pure la partita per l'autonomia con la manifestazione contro il DDL Calderoli organizzata dal Movimento 5 Stelle nelle prossime ore a Roma e la contromanifestazione della Lega indetta per venerdì a Montecchio Maggiore, iniziativa che Fratelli d'Italia giudica legittima ma di fatto dal sapore elettorale. La Lega è un partito identitario che ha nell'autonomia uno dei suoi cavalli di battaglia, quindi non mi sorprende che faccia una manifestazione in un comune dove ha un candidato sindaco che va al voto, che tra l'altro è consigliere regionale, quindi nulla di strano sul fronte. Manifestazioni i partiti legittimamente le fanno, a prescindere di cosa accade in Parlamento. Devo anche dire che il nostro partito, la Lega, ha fatto manifestazioni tante al punto tale per l'autonomia che oggi stiamo discutendo in Parlamento grazie alle nostre manifestazioni. Non penalizza l'autonomia la manifestazione, ma la valorizza ancora di più. Ma noi non abbiamo bisogno di rivendicare nulla, è nei fatti. Il primo Consiglio dei Ministri che vede entrare l'autonomia differenziata è il Consiglio dei Ministri del 2 di febbraio del 2023. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a dimostrazione che noi quando promettiamo qualcosa ai veneti, ma in generale a tutti gli italiani, poi sappiamo mantenerla. La polemica è quindi strisciante con Andrea Ostellari che ne fa una questione più territoriale che politica. Quando si parla di autonomia si deve avere ben chiaro qual è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di rappresentare i veneti, non è quello di rappresentare una parte dei veneti. E ora la maxi operazione della Guardia di Finanza di Vicenza ha individuato un giro di fatture false per oltre 123 milioni di euro, 12 denunciati. Anche un'impresa di costruzione di edifici con sede a Romano Dezzelino, tra le 8 finite nella rete della Guardia di Finanza in un'ampia indagine di respiro nazionale. Le Fiamme Gialle hanno denunciato 12 persone per frode fiscale e reati tributari in tema di indebite compensazioni e individuato fatture false per oltre 123 milioni di euro e un'evasione IVA da 50 milioni. Dalle indagini è emerso che la macchinosa frode che si è sviluppata tra Lombardia e Campania è partita proprio da Romano, con la prima cessione di credito d'imposta fittizio a una ditta individuale operante nel settore della costruzione di edifici con domicilio fiscale ad Acerra nel napoletano. I finanzieri sono poi giunti a una società con sede legale a Milano attiva nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. Fra i 12 soggetti denunciati ci sono anche 2 professionisti che hanno espletato le funzioni di organo di controllo apponendo indebitamente il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, oggetto di segnalazione a beneficio di alcune imprese coinvolte nella frode. E ora andiamo a vedere il video del colpo a una lavanderia automatica di via Manina a Conegliano con le immagini delle telecamere interne che mostrano un uomo mentre scassina la gettoniera. È l'ennesimo colpo a un esercizio commerciale della città. Due notti dopo, ladri di nuovo in azione in via Manina a Conegliano, dove tra mercoledì e giovedì scorsi i malviventi hanno compiuto un vero e proprio raid tra bar, negozi, panifici, spaziando dalla città al suo hinterland, Santa Lucia, Susegana, Ponte della Priula. La notte di venerdì, ecco alla lavanderia self-service un uomo, presumibilmente un giovane, vestito di nero e incappucciato, che scassina la gettoniera senza guanti, elemento questo che potrebbe far pensare a un individuo diverso da quello o quelli che hanno agito nei giorni precedenti. Sono le 2 del mattino, alla lavanderia automatica non c'è nessuno. Le telecamere di sicurezza riprendono l'intera scena e testimoniano come le attività della zona rimangano nel mirino dei malviventi. La lavanderia si trova proprio di fronte al bar Popular, dove i ladri avevano sfondato la porta d'ingresso. C'è solo un'impronta sul serramento della porta, diciamo, dove è stata presa a calci, e sul vetro.
nient'altro, quindi qualcuno di forte sicuramente. Nella lavanderia automatica i tentativi di intrusione sono stati più d'1. Carabinieri e commissariato di polizia stanno indagando per capire se ci sia un unico filo a unire i vari colpi. La Corte d'Appello di Milano ha ridotto da 4 a 3 anni e 9 mesi e 10 giorni di reclusione la condanna al trapper Simba Larue per il caso della cosiddetta faida tra trapper per l'esclusione di un aggravante. Al centro del procedimento c'erano le accuse di lesioni e rapina per un'aggressione del marzo 2022 a Milano commessa dal gruppo per sfregio e punizione per mortificare la vittima, un giovane che faceva parte di un gruppo rivale, quello del trapper padovano Baby Touché, il quale ha deciso di non sporgere denuncia contro gli imputati. A Rivamonte e a Gordino adesso dopo lo spavento si è passati allo sconcerto per l'incidente durante la gara ciclistica, la Dolomiti Race, con un'anziana che ha forzato un posto di blocco. Adesso si riservano gli organizzatori azioni legali. Le dico solo che noi abbiamo più di 1200 persone dislocate sul territorio ieri, di cui 300 adibite al servizio di sicurezza sulle strade, oltre a 40 moto di scorta tecnica che hanno intimato alla signora di fermarsi. È chiaro che una persona che ha un ruolo di scorta tecnica non ha le funzioni di pubblica sicurezza che ha un carabiniere o una polizia stradale. All'indomani dell'incidente che poteva trasformare in tragedia quella nata come una giornata di festa, il presidente della Sportful Dolomiti Race ritorna sul gesto sconsiderato della 76enne di Rivamonte che ieri verso le 8:30 del mattino ha forzato a bordo della sua auto il blocco stradale allestito nei pressi di Forcella Franche, travolgendo 3 ciclisti che stavano affrontando la competizione. Inutili i tentativi degli organizzatori di fermare la donna che successivamente dichiarerà ero in ritardo per la messa, un fatto che ha dell'incredibile e che rischia di gettare ombra su una delle più importanti competizioni di gran fondo a livello mondiale. L'organizzazione sta valutando di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni. Lo stiamo valutando con il nostro legale. In 48 ore usciremo con un comunicato stampa. Nulla hanno potuto i 3 ciclisti coinvolti che, uscendo da una curva cieca, si sono trovati di fronte alla Peugeot 206 dell'anziana. L'impatto è durissimo. Trasferiti all'ospedale di Agordo, nessuno risulta in pericolo di vita. 2 46enni, un bolognese e un lucchese, sono entrambi ricoverati con fratture multiple ed escoriazioni. Uno di loro è Stefano Cecchini, vincitore dell'edizione 2016 della gara, che ha postato sulla sua pagina Instagram le immagini drammatiche delle sue condizioni dopo l'impatto. 30 punti, 2 denti rotti, la rottura dell'omero. Meno grave il terzo coinvolto, un 34enne di Rovereto, dimesso dopo poche ore e gli accertamenti del caso. E dopo lo spavento non manca lo sconcerto tra gli organizzatori dell'evento, al centro di una bufera su cui si è fatta poca chiarezza e tanta speculazione, con molti commenti accusatori sul web in merito alle presunte mancanze sul fronte della sicurezza. Su questo la risposta è perentoria. Sono 30 anni che organizzo Gran Fondo, ne ho organizzato in tutto il mondo. È la prima volta che un'auto forza un blocco e mi entra in gara. Passo per essere scrupoloso e soprattutto a livello organizzativo uno responsabile in cui non ci sono mai stati incidenti. Noi, dal punto di vista organizzativo, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Aprono in queste ore a Padova 2 cantieri strategici per il tram, per la linea Sir 2 la stazione, la 3 Volta Barozzo, entrambi rimarranno per tutta l'estate. Piazzale Stazione e Via Piovese, 2 luoghi simbolo dei cantieri del tram per i prossimi 3 mesi. Un periodo estivo, quello con meno traffico e senza scuole, che dovrebbe avere un impatto meno forte sugli spostamenti dei padovani. 2 cantieri che serviranno per preparare le strade per l'installazione delle rotaie e per le corse del tram. Significa che verranno realizzate le vie di corsa e tutta l'infrastrutturazione che serve. Le rotaie sono sempre l'elemento che viene realizzato alla fine, ovvero per evitare di rovinarle durante i lavori sono l'ultimo pezzo che viene posato e poi più avanti verrà fatta anche la doppia piattaforma fino all'ingresso al deposito. Stiamo parlando di Via Piovese, della linea Sir 3, Volta Barozzo Stazione e del tratto Via Nani, incrocio Via Zeno. In quel tratto di strada saranno attive delle deviazioni oppure dei sensi unici alternati in relazione appunto alle necessità del tratto di strada appunto su cui si interverrà. Per quanto riguarda sempre il Sir 3,
Altro importante cantiere è quello tra stazione e via Rezzonico, tra la Chiesa della Pace e il Tribunale, per dare qualche riferimento. Sempre in queste ore comunque partirà anche il cantiere di Piazzale Stazione, molto complesso, e anche qui si lavorerà nei mesi estivi. La stazione ferroviaria e il tratto di via Tomaseo fino a via Rezzonico. Un cantiere leggero, quello della stazione, che occuperà meno spazio possibile per ridurre le interferenze con il traffico pubblico e privato. Il secondo è quello di via Tomaseo. Nel tratto che va da Viale della Pace fino a via Rezzonico è già chiuso, c'è solo una corsia di transito per il parcheggio e per girare attorno all'isolato. In stazione, per la precisione, il cantiere aprirà entro un paio di giorni. Intanto è stata potenziata la cartellonistica che spiega i lavori e le modifiche alla viabilità. E il parcheggio Metro Park sarà gratuito per i primi 15 minuti per dare la possibilità a chi arriva in zona di districarsi con più facilità e lasciare la zona della stazione senza incorrere in blocchi o divieti. Restiamo a Padova per parlare invece di sport, perché è stato presentato il nuovo allenatore del Calcio Padova. L'obiettivo, ne possiamo iniziare a parlare, è una domanda che mi aspettavo e ho pensato in questi giorni a come rispondere, perché poi quando hai fatto un secondo posto in classifica a un campionato di alto livello, parlo della regular season, come quello del Padova, è chiaro che diventa difficile rispondere, o forse molto semplice. L'obiettivo è quello di fare meglio è molto chiaro quando sei arrivato secondo. Poi non credo sia il momento e non sono neanche la persona che è qui oggi a fare i proclami magari li lasciamo alle altre squadre. È diretto il nuovo mister del Calcio Padova, Matteo Andreoletti. Non ha dubbi, è arrivato in città con un unico obiettivo: vincere il campionato. Giovane anagraficamente, questo non è un limite, anzi la voglia di iniziare a lavorare in una squadra così blasonata lo tiene sveglio la notte, confessa. So che è una piazza esigente, so che è una piazza che comunque chiede tanto. Per quanto mi riguarda, io ho ben chiaro cosa voglio fare, ho ben chiaro in testa dove voglio arrivare. Non mi aspetto sinceramente favoritismi del caso, quindi non mi aspetto nulla, parlavo prima di scommessa, ma credo che dovrò dimostrare giorno per giorno di meritarmi di essere allenatore del Padova, che è motivo di orgoglio, ne parlavo prima, ma dovrò andare al campo tutti i giorni e svegliarmi ogni mattina con la voglia e la determinazione di dimostrare di essere degno di questa chiamata. Non rivoluzionerà il lavoro fatto in questi anni. Gran parte dello staff tecnico, infatti, è confermato. Vedere che nel Padova giocatori con la pancia piena ce ne sono pochi, forse nessuno, ma tanti giocatori che arrivano anche da esperienze in squadre diciamo meno blasonate, ma che vincere questo campionato potrebbe cambiare loro la vita. Secondo me è uno degli aspetti che ha spostato di più la mia scelta, perché questo campionato, la Serie C nei vari gironi, dice non tanto che vincono secondo me le non favorite, ma che vincono le squadre che vanno a 300 all'ora, che vincono le squadre che hanno la bava alla bocca, che vincono le squadre che hanno fame. Ormai alle spalle la passata stagione con l'esonero di Torrente e il mancato rinnovo a Oddo, chiamato per traghettare la squadra nei play-off, ora si guarda al futuro. Contratto a biennale per mister Andreoletti, che ha la piena fiducia della società. Grande soddisfazione, posso dire che secondo me fra 10 anni a Padova diranno tutti l'abbiamo avuto, l'abbiamo rilanciato noi, perché lui farà una grande carriera. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso come sempre l'edizione di Venezia. Arrivederci.